Sindaco, ok. Eccoci qua. Eccola qui, l'immagine evocativa che caratterizzerà il francobollo del 50° del terremoto del Friuli, che sarà ricercato da tutti i collezionisti. Poste Italiane e il Ministero delle Imprese hanno emesso questo francobollo celebrativo con l'immagine che ritrae il Duomo di Venzone sorretto da mani intrecciate, icona della ricostruzione e della resilienza friulana, una ricostruzione pietra su pietra. E questo sul francobollo è proprio l'espressione massima, perché la filosofia è stata sempre quella: ricostruiamo dove era prima e come era prima, ma come dicevo anche il Duomo di Venzone è proprio anche con le stesse pietre negli stessi posti, quindi veramente è l'emblema di quello che è stata la ricostruzione. Presentato a Udine alla presenza del presidente della regione Federiga e dell'assessore alla protezione civile Riccardi, il francobollo, che ha una tiratura di 180.000 esemplari, appartiene alla serie I Valori Sociali. L'iniziativa, nata su impulso del Circolo Filatelico di Gemona, celebra il modello friulano di gestione dell'emergenza e della rinascita. Sono orgoglioso che un francobollo, che è uno, diciamo, dei simboli più distintivi della storia della Repubblica Italiana, oggi racconti non un luogo, ma un popolo e la capacità di questo popolo di ripresa e di ripartenza, che è il popolo friulano, che post terremoto è stato ed è un simbolo straordinario di capacità, di sudore, di fatica, ma anche di comunità. Questo francobollo vuole raccontare questo e sono contento che entri nella storia filatelica italiana non un oggetto, ma lo spirito friulano. Tremani, che è proprio il simbolo di comunità, ma anche la collaborazione fra istituzioni che hanno lavorato insieme con grande senso di responsabilità, senza rivendicare prerogative, ma cercando di raggiungere il risultato. E questo è un insegnamento che dobbiamo tenere bene stretto ancora oggi.